pomeriggio sulle piccole Dolomiti a Recoaro un giovane alpinista di Schio precipita in un canalone per 50 metri e muore sotto gli occhi dell'amica ferita che riesce a dare l'allarme. Proseguono le indagini sulle sevizie nella casa di riposo di San Donà di Piave dopo i 4 arresti. Domani gli interrogatori, ad emergere un quadro di omertà che ha favorito l'azione degli indagati. Ritiro preventivo per gli spilacci di carne dell'azienda Coppiello con data di scadenza agosto 2023 dopo che nel bolognese è stato trovato il batterio Listeria in una confezione. Finisce con un patteggiamento a 3 anni e 4 mesi il procedimento contro il 25enne rom che centrò con la sua vettura a 120 all'ora sul terraglio l'auto delle 2 amiche Mara Visentine e Miriam Cappelletto. Patrocinio negato alla proiezione del film Roma città aperta, capolavoro del neorealismo sulla resistenza, bufera sul sindaco di Marconi, interrogazione parlamentare del senatore Martella, il primo cittadino ribatte strumentalizzazione. 25 squadre in gara per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico e in centro a Cortina oggi l'alzabandiera ufficiale dei Giochi 2026 con il ministro dello sport. Iniziati i lavori di abbattimento della gradinata dello stadio Appiani di Padova, numerosi i tifosi accorsi per i colpi di ruspa che cancellano un pezzo di storia. Il comune rassicura: ridaremo nuova dignità alla struttura. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo subito con la tragedia che si è consumata oggi in montagna, nelle piccole Dolomiti, per l'esattezza a Recoaro, in provincia di Vicenza. 2 escursionisti sono scivolati in un canalone per una 50ina di metri. A perdere la vita un 26enne, Andrea Callegaro, impiegato nella polizia locale a Tiene, ferita la compagna di escursione. Tragedia in montagna oggi intorno alle 13 sulle piccole Dolomiti, in cui un alpinista è deceduto e la compagna di escursione ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza. L'incidente è avvenuto nel Vaio dell'Acqua, Catena delle Tre Croci. La coppia, lui 26 anni di Schio, lei 25 di Piovene Rocchette, secondo le ricostruzioni del soccorso alpino intervenuto sul posto, dopo essere partita dal rifugio Battisti alla Gazza, stava risalendo verso la cima del Monte Zevola, con presenza di neve dura a seguito del forte vento di ieri e della recente pioggia, quando per cause in corso di accertamento entrambi i ragazzi sarebbero scivolati per un centinaio di metri. Scattato l'allarme su segnalazione di 2 persone nelle vicinanze, sul posto sono arrivati l'equipe medica e l'elicottero di Verona Emergenza e una squadra del soccorso alpino di Recoaro Valdagno in supporto alle operazioni. Inutili tentativi di rianimare il giovane, per lui non c'è stato nulla da fare. Stabilizzata invece la ragazza è stata imbarellata, recuperata dall'eliambulanza con un verricello e trasportata all'ospedale. L'elicottero è poi tornato nel Vaio dell'Acqua e ha provveduto a riportare a rifugio la salma e i soccorritori rimasti a vegliarla nel canale. Continuano le indagini sulle sevizie nella casa di riposo di San Donà di Piave e domani ci saranno gli interrogatori della coppia in carcere. A emergere un quadro di omertà che ha favorito l'azione degli indagati. In attesa degli interrogatori domani in carcere a Venezia di Danieli e della compagna Badalamenti, all'indomani dell'incontro con i vertici della casa di riposo di San Donà, i familiari chiedono giustizia. C'è dolore e rabbia tra i familiari degli ospiti qui nella casa di riposo monumento ai caduti di San Donà di Piave, ma anche la speranza che chi ha commesso questi pesanti maltrattamenti nei confronti degli anziani paghi come merita. Non si può tornare indietro, ormai la cosa è successa, hanno preso atto di quello che è successo e hanno preso dei provvedimenti adesso che è successa. Indietro non si può tornare, come evidenzia qualcuno, si può solo andare avanti con il dolore, confidando nella giustizia. Nell'incontro tante le domande senza risposta, troppe, in primis perché ci si sia mossi solo adesso, quando invece più di qualcuno sostiene di aver segnalato anomalie già da tempo. Questa persona che si è lamentata, che ha spostato la propria cara in un'altra struttura, diceva che aveva già segnalato la cosa, che succedevano delle cose anomale e che non è stato preso in considerazione. In molti parlano di omertà, così come il GIP scrive nell'ordinanza. La reiterazione, si legge, risultava favorita da un sostanziale clima di omertà, anche da parte degli operatori non direttamente coinvolti, ma consapevoli di ciò che succede.
Quel clima che era palpabile anche quando ci si recava a trovare un familiare, raccontano, mentre dalla casa di riposo rassicurano che faranno il possibile. Loro dicono che stanno lavorando per migliorare la situazione, perché c'era dentro un giro di situazioni che non erano chiare per loro, no? Cioè, erano dei personaggi che non potevano toccare questo st'altro, ma tutto sommato adesso loro si stanno dando da fare per sistemare la cosa. Ritiro preventivo per gli sfilacci dell'azienda Coppiello con data di scadenza agosto 2023 dopo che nel bolognese è stato trovato il batterio Listeria in una confezione. L'azienda spiega: siamo certificati ISO 9001, il batterio è volatile. Il richiamo è stato predisposto dal Ministero della Salute, che nel sito ha pubblicato i lotti di sfilacci con marchio Coppiello Giovanni, azienda con sede a Vigonza, sottoposti a ritiro preventivo precauzionale per sospetta presenza del batterio Listeria monocytogenes. A confermarlo una dei titolari, Barbara Coppiello. Circa 20 giorni fa, in un punto vendita di un negozio giù di Bologna, facendo i soliti prelievi che fanno circostanziali, e un campione di sfilacci è risultato positivo alla Listeria. Sfilacci di equino, pollo e bovino, precisa Barbara Coppiello, che sta organizzando il ritiro delle confezioni prodotte nello stabilimento con marchio IT1323LCE. La listeriosi, aggiunge il Ministero, può causare gastroenterite nelle forme più gravi, meningiti, encefaliti e setticemie. Nello stabilimento padovano dell'azienda, intanto, si cerca di capire cosa sia accaduto, continua Barbara Coppiello. Lo stabilimento viene pulito, disinfettato, controllato, abbiamo dei piani di campionamento sia del prodotto che tamponi ambientali o piuttosto che di superficie, che da anni che viene fatto. Siamo certificati ISO 9001. Qual è il problema della Listeria? A differenza di altri virus, che vive tanto a 0 gradi quanto a 20 gradi, sì che adesso quello che faremo dalla prossima produzione, che proveremo a fare i test da lunedì, sarà di pastorizzare tutto il ciclo produttivo. 3 anni e 4 mesi a Ronny Levakovic per il duplice omicidio stradale di Mara Visentin e Miriam Cappelletto lungo il Terraglio a Preganziole. Il 26enne che causò la tragedia ha chiesto ed ottenuto il patteggiamento. 24 marzo 2022, la BMW condotta da Ronny Levakovic, tasso alcolico oltre il consentito, piomba ad oltre 120 km all'ora sulla Citroën C2 sulla quale viaggiano Mara Visentin di Preganziol e l'amica Miriam Cappelletto di Casale. Un proiettile sul terraglio, un impatto devastante che riduce l'auto delle due donne ad un rottame contorto. Le amiche muoiono sul colpo, mentre il 25enne sbalzato sull'asfalto viene ricoverato in gravi condizioni in ospedale, dal quale esce a fatica dopo mesi di ricovero. Quasi un anno dopo la tragedia del Terraglio si conclude con un patteggiamento, 3 anni e 4 mesi a Levakovic per il duplice omicidio stradale. Il patteggiamento è stato il frutto di un lavoro di analisi approfondita degli avvenimenti, delle circostanze che lo hanno caratterizzato, dei fattori che hanno influito sulla determinazione in 2 direzioni, sia del grado della colpa, tenuto conto di tutti i momenti che hanno caratterizzato appunto questo episodio, la velocità, le condizioni ambientali, il tipo di guida, certamente anche il tasso alcolico che esisteva ma che era poco superiore al tasso amministrativamente sanzionato, e anche alle condizioni generali in cui si sono trovate le povere donne nel momento dell'impatto e successivamente che cosa è avvenuto nel momento del contatto. Questi fattori, uniti anche al comportamento complessivo dell'imputato, hanno portato a una considerazione di equità della pena. Sono moderatamente soddisfatto, quanto si può essere soddisfatti di una vicenda tragicamente conclusasi per 2 povere donne. Quando l'ipotesi del patteggiamento era ormai concreta, dalle famiglie delle vittime si levarono stupore e amarezza. Oggi nessun commento da parte dei congiunti di Mara Visentin, già provati dal dolore per la perdita e per le vicissitudini giudiziarie della vicenda. A parlare è il legale, l'avvocato Andrea Piccoli.
Era innanzitutto importante che fosse affermata la piena responsabilità penale dell'imputato, cosa che è avvenuta e, aggiunge laconicamente, considerata la legge italiana, non si tratta di una condanna trascurabile. Ronny Levakovic ha atteso a casa la sentenza. Dopo mesi di coma in seguito allo schianto non è più in pericolo di vita, ma le sue conseguenze fisiche e psicologiche sono permanenti. È consapevole che dovrà affrontare un periodo di espiazione, nel senso di misure probabilmente alternative anche in relazione alle sue condizioni di salute. Adesso questa decisione diventerà definitiva e introdurremo una richiesta di misura alternativa alla detenzione relativa, io credo, a un affidamento in prova ai servizi sociali. Voltiamo pagina. Il comune di Marcon, nel veneziano, nega il patrocinio alla proiezione del film restaurato Roma città aperta. Ha presentato un'interrogazione al governo, ma il sindaco replica: è una strumentalizzazione. È il film che ha dato la notorietà internazionale ad Anna Magnani, il primo della trilogia della guerra antifascista diretto da Roberto Rossellini, vincitore di 2 nastri d'argento, Palma d'Oro a Cannes, ma il sindaco di Marcon ha deciso di non patrocinarne la proiezione restaurata organizzata da ANPI, CGIL e dall'associazione Bella Ciao. Non c'è nessuna motivazione specifica, siamo solo dell'idea che è l'amministrazione stessa che deve proporre quelle che sia la programmazione e gli eventi, le cinematografie e tutto quello che è connesso. Questo non significa rinnegare, questo non significa non tener conto del passato. È innegabile come i rapporti tra me e ANPI negli ultimi anni siano difficili, quindi sinceramente e assolutamente sono condizionato in quella che è la valutazione collegata a ANPI, che ribadisco si conferma per l'ennesima volta una spalla del centro-sinistra. Una decisione che ha scatenato non poche polemiche, tanto che il senatore veneziano Martella ha presentato un'interrogazione al ministro della Cultura Sangiuliano e la CGIL ha scritto una lettera al primo cittadino chiedendogli di riconsiderare la sua decisione. Siccome è grave questo fatto, simbolicamente grave, ho presentato un'interrogazione già questa mattina al Ministro della Cultura per vedere se è a conoscenza di questo fatto, se intende rispondere e soprattutto cosa intende fare per evitare che nel nostro Paese si crei un clima come questo di contrapposizione, che sicuramente non fa bene alla nostra democrazia. A suo tempo la pellicola fu vietata in alcuni paesi, tra cui la Germania. Romanello ribadisce però come secondo lui si tratti di una strumentalizzazione. Sono convinto e ho avuto modo personalmente di vedere il film. Lo condivido anche nei suoi contenuti, ma non accetto che venga strumentalizzata per l'ennesima volta questa filmatografia, questa proiezione da una sinistra che ormai è priva di contenuti e deve attaccarsi strumentalmente a situazioni del passato in un momento particolare come quello in cui ci troviamo. Non è la prima volta che il sindaco è protagonista di polemiche sul generis, come lo scorso novembre, quando si è opposto alla decisione del Consiglio d'istituto di una scuola elementare di intitolarla a Tina Anselmi, o quando durante una celebrazione del 25 aprile si è tolto la fascia durante il canto Bella Ciao. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo a Villagri, provincia di Vicenza, con il sindaco che minaccia: se li sfrattate mi incateno. E così lo sfratto di una famiglia di cittadini stranieri con 4 bimbi che vive in un ex casello ferroviario dismesso viene rimandato di 3 mesi. Rinviato all'8 giugno lo sfratto di una famiglia di stranieri che occupa da anni un ex casello dismesso delle ferrovie. Lunedì a prendere le difese della coppia con 4 figli minori, il sindaco, che ha ricevuto la comunicazione 3 giorni prima dell'intervento che era previsto per oggi e ha minacciato di incatenarsi. Non è possibile, una famiglia con 4 minori viene sfrattata così da un giorno all'altro senza darci un preavviso che ci potesse permettere di ragionare su cosa fare. Io ho detto: guardate che se volete portare avanti questa iniziativa qua, io mi incateno giovedì mattina
Le leggi vanno applicate, certo che vanno applicate, ma vanno applicate con un minimo di buonsenso e di umanità. Il provvedimento è stato quindi rimandato, mettendo così l'amministrazione nelle condizioni di aiutare la famiglia ben integrata che vive a Villaga da 10 anni. I bimbi frequentano la scuola. Stamattina fortunatamente è arrivato il messo del Tribunale di Vicenza che gli ha comunicato che lo sfratto verrà prorogato all'8 di giugno. Quindi siamo soddisfatti perché quantomeno il pericolo imminente l'abbiamo allontanato nel tempo. È una famiglia integrata, cioè lui lavora, la moglie è casalinga perché ha 4 bambini, ma insomma sono persone che vivono qua nella comunità e quindi vorrebbero comprarlo. Vediamo se riusciamo a raggiungere una trattativa oppure il comune dovrà trovare un'altra soluzione, non c'è altro da fare. 25 squadre in gara per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico sulle piste di Cortina. Il gota dello sport e della politica in corso Italia per celebrare un momento importante e pensare alle Olimpiadi invernali del 2026. Alza bandiera olimpico in corso Italia in occasione delle finali della Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico. Un'occasione preziosa per mettere in relazione le gare in corso di svolgimento con quelle del 2026. Credo che sia un doppio significato. Di per sé l'evento è per il mondo paralimpico importantissimo, per l'alpino in particolare. Poi essendo a Cortina non si può non fare un ragionamento anche di prospettive di futuro, ma neanche troppo lontano, a parte che atlete e gli atleti hanno anche la possibilità di testare le piste, per cui c'è una valenza formidabile. Sulla stessa linea anche il ministro dello sport. Mi fa piacere anche che questa giornata comunque venga celebrata nel pieno di un grande appuntamento internazionale dello sci alpino paralimpico, perché credo che dovremo sempre di più abituarci appunto a parlare quasi automaticamente, ma con convinzione, di Olimpiadi e Paralimpiadi, e quindi queste bandiere che salgono hanno anche questo ulteriore significato in questa giornata. Ovviamente soddisfatto il primo cittadino che vede giorno dopo giorno semplificarsi la via che porterà la perla delle Dolomiti fino all'appuntamento del 2026. È una giornata totalmente inclusiva, non solo una giornata, direi che sono state 4 giornate estremamente importanti, perché Cortina ha dovuto mettersi alla prova per quanto riguarda tutta la parte paralimpica, e devo dire grazie alla Fondazione Cortina e soprattutto a tutti i volontari e tutto quello che è stato il sistema anche di Mico che si è messo a disposizione, abbiamo ottenuto un grande obiettivo, e quindi penso che questo sia sicuramente una finestra sul 26 che possa dare degli auspici ottimi. Giornata storica per la città di Padova che vede cancellarsi uno dei simboli della città, al via infatti i lavori per l'abbattimento della gradinata dello stadio Appiani. Il giorno è arrivato, la Benna azzana la parte più alta della storica struttura in cemento, è l'inizio dell'abbattimento della gradinata est dello stadio Appiani, lo storico stadio del calcio Padova dove i biancoscudati misero a segno l'impresa della promozione in Serie A. Dopo molte discussioni, tante polemiche, grazie ai fondi del PNRR sono arrivate le risorse per riqualificare l'area che si affaccia su via 58esima Fanteria che unisce Prato della Valle ai bastioni della Licorno. Ridaremo un nuovo volto alla strada, daremo una nuova opportunità all'impianto sportivo della Piani, ricostruendo una nuova tribuna adatta anche alle nuove funzioni che oggi lo stadio sta avendo, che è quella di uno stadio del settore giovanile, riportando l'immagine antica del 1924 con la collinetta. Occhi all'insù, lo sguardo emozionato, l'assessore allo sport Diego Bonavina, ex calciatore del Padova, osserva i lavori della Ruspa. Per lui questa giornata rappresenta un momento storico. Oggi sentire che ci si lamenta perché la gradinata rappresentava il vero Appiani, il tempio del calcio e quant'altro. Insomma, per 30 anni ci siamo dimenticati di questo stadio. Quando si è passati dall'Appiani all'Euganeo, tutta Padova era felice di arrivare all'Euganeo, e oggi che si prende una decisione sofferta ma assolutamente propositiva, perché quello che è importante sottolineare
è che con questo abbattimento noi oggi diamo l'inizio a una nuova era per lo stadio Appiani, perché noi lo vogliamo assolutamente riqualificare. Il cantiere durerà un paio di mesi, ci vorranno 3 settimane solo per la demolizione, poi la realizzazione del terrapieno verde. A cambiare volto non sarà solo l'Appiani, ma anche l'area circostante con la creazione di una ciclabile e lo stombinamento della Licorno, lo storico canale che dà acqua a Prato della Valle. E mentre le ruspe lavorano ad osservare la gradinata che cede pezzo dopo pezzo, sono tanti padovani e tifosi accorsi per salutare una parte della storia della città e della sua gloria sportiva. È un pezzo di storia, di tradizione, di passione padovana, cioè pare impossibile che non ci siano i fondi per metterlo a posto. È proprio straziante. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica sempre stabile, il tempo sarà ancora buono e decisamente soleggiato. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 17 marzo evidenzia una situazione tranquilla con tanto sole e cielo sereno, solo con qualche innocua velatura. Temperature stazionarie minime tra 1 e 5 gradi, massime tra 11 e 16. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana poco nuvoloso. Soffieranno deboli venti di brezza. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole con locali addensamenti, ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 15-18 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.